Ciao ragazzi, Ciao. oggi siamo a Porto Instana. Una faticaccia perché siamo partiti dalla spiaggia di Porto Instana e per il momento sta andando tutto bene, però diciamo che io sono già stanco. Tu Ferdi? No, dai, ancora no. E niente, siamo a metà percorso, dovremmo arrivare diciamo dove si parcheggia la macchina, però noi siamo venuti a piedi perché essendo agosto i parcheggi sono tutti pieni, poi non ce ne sono tanti, sono 3 parcheggi, quindi per non rischiare è meglio farla a piedi. Vabbè, dai, a tra un po'. Qua all'ingresso della spiaggia delle Tre Sorelle ci rendiamo conto che appunto abbiamo fatto bene a venire a piedi perché i parcheggi sono proprio o chiusi o privati, perché qui ci sono delle abitazioni e l'abbiamo azzeccata. Adesso stiamo per entrare diciamo nel sentiero che porta alla prima spiaggia, che è la spiaggia delle Tre Sorelle, e poi ci inoltreremo ancora più avanti per trovare la spiaggia del dottore. Ferdinando, è tutto a posto? Tutto ok, perfetto. Siamo ancora vivi? Sì, anche io tutto a posto, un po' di fatica ma va bene. E niente, adesso qua c'è la stradina e inizieremo il percorso. A tra un po'. Ecco, ci troviamo nel sentiero che porta alla spiaggia delle Tre Sorelle, sempre insieme a Ferdi. Eccoci, Speriamo di non cadere. ecco qua. Praticamente ragazzi, voi vi conviene comunque fare come noi, lasciate la macchina a Porto Instana e poi la fate a piedi, anche perché qua i parcheggi sono veramente pochi, di proprietà privata, e quindi è meglio evitare qualsiasi problema, magari qualche multa. Prendete un po' di tempo, tanto alla fine la stradina un quarto d'ora, 20 minuti l'abbiamo fatta. Comunque continuiamo ad inoltrarci e poi vediamo che succede. Come vedete siamo ancora in mezzo alla natura, facciamo questo sentiero, non è difficile. Ferdi, cosa ne pensi? Non ce n'è bello. È difficile oppure per il momento? Non è per niente difficile. Per il momento, normale sentierino di campagna. Di campagna, la vegetazione è un po' alta, però va bene, dai. Stiamo per sbattere su un ramo. Adesso niente, adesso continuiamo il percorso fino a trovare la prima spiaggia. Adesso non so se si vede, però questo è il sentiero che presuppongo ci porterà alla prima spiaggia. Ragazzi,
Siamo davanti alla spiaggia. Adesso giriamo la telecamera e vi facciamo vedere la bellezza e lo splendore di questa spiaggia. Ricordiamo. Costeggiamo proprio il bagnasciuga e andiamo verso la spiaggia del dottore. Vedi? Vedi? Saluta!
fatto il video col drone, un bel bagno rinfrescante perché ci voleva, perché ero sudatissimo. Molto, molto bello. Niente, adesso con questa bellissima spiaggia, come vedete, colori bellissimi, riprendiamo il sentiero che ci riporta verso le Tre Sorelle e poi subito dopo Porto Instana. È stupendo. Venite, È venite. bellissimo, venite Non ve ne perché pentirete. ve lo consiglio. A tra un Ciao. po', ciao ciao. Eccoci qua, più sudati che mai. Siamo arrivati, stiamo tornando indietro e siamo arrivati alla spiaggia Tre sorelle. delle Tre Sorelle. Bravo Ferdi. Non vi dico il caldo, ma ne valsa veramente la pena, perché il dottore è veramente una spiaggia da sogno. Ragazzi, Eccoci. finalmente siamo tornati nuovamente nella viuzza dove si poteva parcheggiare la macchina, ma non venite in macchina perché i parcheggi non ce ne sono. E niente, abbiamo sudatissimi, abbiamo finito questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un like, condividete. Iscrivetevi al canale Destination Sardegna, mi raccomando. Grazie, Ciao. ciao. Ciao.